Iniziamo subito il sentiero con una bella salita per scaldarci un po', perché siamo passati dalla maglietta a maniche corte direttamente al berretto di lana, e tutto questo praticamente ha reso vano lo shopping di mezza stagione che avevo fatto. Buongiorno squadra, il programma per me oggi sarebbe stato Divano e la saga di Star Wars. Cristina mi ha detto: hai tempo 10 minuti per preparare lo zaino, e quando lo dici con quel tono di voce, l'unica roba che mi resta da fare è battere i tacchi e fare il saluto militare. E quindi eccoci qui, direzione Lago Pera, in un sentierino dove pochi giorni fa ha fatto un pochino di neve e ha reso il tutto estremamente magico. Ma iniziamo dal principio. Parcheggiamo la macchina a Pierabek, in prossimità degli stabilimenti di acqua minerale. Imbocchiamo immediatamente il sentiero 140 e subito dopo il 141, e se la matematica non è un'opinione, questo ci permetterà di raggiungere il 142. Mi state seguendo, vero? Prima fermata presso la forra del Rio di Bordaglia, un tratto di soli 200 metri con una vista breve ma intensa sulle acque che scorrono impetuose. Da lì proseguiamo lungo il 142, ve l'avevo detto, fino ad arrivare a Casera Bordaglia di sotto, e piccolo spoiler, ma non ditelo a nessuno, c'è anche quella di sopra. In breve raggiungiamo Casera di Sopra. Da qui Quota Pascoli, Creta di Bordaglia e l'omonimo lago creano tutti insieme un piccolo gioiello montano, regalandoci da subito panorami da togliere il fiato. È lui o non è lui? È lui. È lui? Eccoci arrivati al lago Pera. Eccola. Ecco, devo dire qualcosa? Sì che devi dire qualcosa. Ah sì. Niente, lasciamo il nostro sassolino del sorriso. Sì. Chi lo trova lo porterà in un'altra vetta. Sì. Se ci fate un piccolo filmato per Sì. sapere dove va, ci fa piacere. E noi lo pubblichiamo. Sì. Mhm. Non tenetevelo quel sassolino in casa, Ma vi cosa vuoi prego. che facciano Cioè, di un cosa ve ne sassolino? fate di un sasso in casa? No, Allora, ma non lo prendo. il gioco è passarlo da vetta a vetta perché raccolga energia. Dai, Bene, l'appoggio? appoggialo. Che detta così. Dopo questo momento triste e squallido, con un panorama però meraviglioso, ecco Bene. qua. Adesso terminiamo il Continuiamo. giro anello e ci dirigiamo verso la macchina, però dall'altra parte c'è un panoramone. Di origine glaciale, sia il lago di Bordaglia che il Pera sono situati in una vasta oasi di bellezza naturalistica appartenente al comune di Forniavolti.
Noi abbiamo deciso di compiere un anello in senso antiorario in quanto riteniamo che la discesa verso Casera Sisanis sia panoramicamente più appagante. Il percorso, con una distanza di circa 12 km e mezzo, comporta un dislivello di circa 1016 metri e un tempo totale calcolato sulle 6 ore e mezza, soste comprese. Allora, prima che scendano le tenebre, chiudiamo il video. Abbiamo fatto un bellissimo percorso e messaggio al Beppone che lungo i suoi percorsi raccoglie l'immondizia e la porta a casa. Sei bravissimo. Noi, seguendo il tuo esempio, portiamo a casa un bel ciabattone. Ti lancio la sfida di trovare qualcosa di peggio. Per concludere il video, Cristina voleva darvi delle indicazioni. Occhio che mi ribalto. Allora, no, ma perché ci teneva. Allora, dire una cosa, vai. Allora, se dovesse nevicare tanto, il percorso che abbiamo fatto a rientro a Sella Sesinis Sì. è da evitare perché lì c'è pericolo valanghe. Ci sono scariche continue. È più facile quando devi scendere, meno pericoloso, Sì. però allo stesso tempo, insomma, valutate di non andarci quando ha nevicato parecchio. Quindi se volete andare in Ciaspolata non fate il giro antiorario, ma andate semplicemente su prendendo Andata e il ritorno. 412 andata e ritorno. Sì, ma che 141. 141? Giocate di sti numeri. Dai, ancora un po' che vai a destra e a sinistra mi viene da vomitare. Va bene. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao.